Si fingevano medici per carpire la fiducia degli anziani, oppure funzionari dell'INPS, dipendenti di una società di servizi pubblici o ancora operatori di non meglio specificate compagnie. Ma il loro obiettivo era uno e uno soltanto: arraffare banconote, svuotare cassetti, portar via soldi e monili. E c'erano pure riusciti per un lungo periodo di tempo, però alla fine sono stati identificati dai carabinieri. I militari della compagnia di Este hanno dato esecuzione a 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere ai danni di altrettanti componenti di una banda specializzata nel più odioso dei furti, quello ai danni di anziani soli. I ladri si presentavano alla porta delle vittime spacciandosi per medici, operatori e funzionari, poi entravano in azione. Nella lista dei colpi, tutti messi a segno fra il Padovano, la provincia di Rovigo e l'area berica, anche una persona di 95 anni, ultranovantenni invalidi e tanti altri anziani. Le indagini, partite un anno fa, avevano già consentito ai carabinieri di arrestare 2 componenti della banda anche per fatti di droga. Poi sono stati scoperti altri reati commessi fra il gennaio e l'aprile di quest'anno. Complessivamente sono stati rubati 60.000 euro, 36.000 dei quali in un solo colpo in casa di una donna anziana, più un volume di monili e gioielli ancora da valutare. La magistratura ha diffuso le foto dei componenti della banda in modo da farli riconoscere a persone che potrebbero essere finite nel mirino di questi ladri senza scrupoli. Gli arresti sono stati resi possibili proprio dalle testimonianze delle vittime, che hanno riconosciuto i ladri nelle foto segnaletiche e la Ford Focus utilizzata dalla banda durante i raggiri. Dai carabinieri arriva invece un monito: chiunque ritenga di essere oggetto di un tentativo di truffa o furto contatti immediatamente il pronto intervento al 112, perché farsi raggirare da una finta divisa o da un tesserino di riconoscimento contraffatto può capitare davvero a tutti.